Ben ritrovati amici di Radio.0 in una nuova puntata dedicata a rifiuti zero verso una regione più sostenibile, la rubrica in collaborazione con l'assessorato all'ambiente della regione Friuli Venezia Giulia. In questa nuova puntata, in questo nuovo appuntamento ci immergiamo nel mondo del tessile tra raccolta, riuso e riciclo. Con me in collegamento c'è il presidente di Unirau, l'Unione Imprese Raccolta, Riuso e Riciclo Abbigliamento Usato, senatore Andrea Fluttero, a cui do il buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, siamo pronti a immergerci in questo mondo che da una parte ci porta anche a delle implicazioni pratiche. Oggi infatti è possibile il riuso dei rifiuti tessili, pensando anche magari, così per fare un esempio, a un cittadino che vuole donare dei vestiti ancora in buone condizioni. È proprio così? Fantastica l'introduzione, perché parli prima di un cittadino che vuole, cioè di rifiuti, e poi parli di un cittadino che vuole donare. È un argomento per noi molto importante ed è molto utile lo spazio che ci date. Allora, in sintesi, se si vuole donare, si deve portare presso la sede dell'associazione caritatevole che si occuperà di donare, e la legge consente per questa pratica tante semplificazioni rispetto al fatto che dovesse essere invece gestito come rifiuto, perché sapete che le normative sui rifiuti sono giustamente molto stringenti. Quindi se si vuol donare non si mette nel cassonetto, si porta presso l'associazione caritatevole, quello è un dono. Viceversa, quello che si mette nel cassonetto è altrettanto una buona pratica, tanto come quella della donazione, ma è una pratica che è afferente, riguarda la gestione corretta dei rifiuti, la gestione differenziata. Quando parliamo di rifiuti tessili domestici, quindi di abbigliamento e tessile domestico, calzature, accessori, vestiti, ma anche lenzuole, asciugamani, federe e quant'altro. E questi sono i rifiuti di cui ci occupiamo e di cui la legge si occupa. Nei cassonetti è un rifiuto, da quel momento in avanti c'è una filiera che si occupa di cercare di preparare per il riuso tutto quello che è riusabile, preparare per la trasformazione in altri utilizzi quello che non è riusabile in modo intero e smaltire la minore parte possibile di quello che si è raccolto. Benissimo, così mi piace, partiamo già da una distinzione bella chiara. Sappiamo poi che Unirau si occupa di associazioni, aziende cooperative che svolgono attività di raccolta e valorizzazione proprio della frazione tessile dei rifiuti urbani. Ma quanto è complessa questa gestione del rifiuto tessile a causa anche delle tante componenti e delle certificazioni necessarie per il riciclo? Sappiamo che ci sono delle implicazioni pratiche. Lo si capisce facilmente. Se io faccio raccolta differenziata della carta e del cartone, avrò una scatola di cartone da riciclare, che è semplice, è fatta di cartone, male che vada trovo l'etichetta e un pezzo di nastro adesivo. Se prendo una quantità di prodotti tessili a fine vita, post consumo, posso trovare la calzatura, posso trovare la giacca, il cappotto, la giacca a vento, il berretto, i guanti, i calzini. C'è una enorme varietà di prodotti, spesso anche composti da accessori, da pezzi riportati. L'imbottitura è fatta di una stoffa, l'esterno di un'altra, le fibre sono miste, c'è sempre meno monofibra, c'è sempre meno cotone puro o lana pura, ci sono fibre miste. Tutte queste caratteristiche dei prodotti che consumiamo rendono molto difficile il riciclo così come lo intendiamo normalmente, ad esempio negli imballaggi. Ricicli il vetro, frantumi tutte le bottiglie di vetro, rifondi e rifai del vetro. Qui no. Qui devi disassemblare, e infatti gran parte della attività è finalizzata al riuso, alla preparazione per il riuso, in modo da prolungare la vita di questi prodotti. Già la puoi prolungare vendendola sulle varie piattaforme, già la puoi prolungare scambiandola tra parenti e amici, la puoi prolungare donandola, ma anche la raccolta nel cassonetto è finalizzata a estrarre con tecnologie e con molta manodopera specializzata. Infatti una delle ricadute positive di una buona raccolta differenziata è che crei posti di lavoro che cosa fanno? Preparano al riuso tutto quello che poi andrà ad alimentare il mercatino dell'usato, del second hand, del vintage. E quello che non è riusabile in modo intero viene trasformato ad esempio in straccio, pezzame industriale, serve per vari tipi di industrie, oppure per imbottiture, per pannelli fonoassorbenti. Insomma, si cerca di utilizzare tutte le parti, scartando alla fine il meno possibile. Oggi siamo attorno al 10% di peso di quello che non è in nessun modo riutilizzabile.
Verissimo, un discorso assolutamente molto attuale. Poi volevo tornare ancora a qualche differenza, perché so che in Francia esiste anche questa norma sulla responsabilità estesa dei produttori per quanto concerne proprio quello di cui stiamo parlando, il tessile, e dovrebbe arrivare anche in Italia, dove oggi esiste già ad esempio la RAE, o parlando anche degli pneumatici. Ma in che cosa Sì. consiste davvero questo? Guarda, è molto interessante spiegarlo ai cittadini, perché la responsabilità estesa dei produttori potrebbe ingannare come nome, nel senso che certo che responsabilizzi i produttori, ma con i soldi dei consumatori. Questo va detto. Quindi che cosa succede con i pneumatici? Tu vai a cambiare i pneumatici dal gommista, ti fa la fattura, paghi sulla fattura il costo del pneumatico più, mi pare, 2 euro a ogni pneumatico di ecocontributo. Quei soldi dalla tua tasca finiscono al gommista e a sua volta al produttore. Il produttore li gira al consorzio a cui ha aderito. Bene, quei soldi servono per migliorare la gestione del flusso dei rifiuti prodotti da quel tipo di prodotto lì, di materiale lì. Quando compri un frigorifero, parliamo di RAE, no? di rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, tu non lo sai, ma dentro il prezzo del frigorifero c'è anche già un pezzetto di ecocontributo. E quindi c'è tutta una serie di consorzi, c'è una serie di consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, dette RAE, e con questi soldi si fanno campagne di sensibilizzazione, si fanno accordi con i comuni e con la grande distribuzione per migliorare la raccolta e poi la gestione e il riciclo. Questo accadrà anche nel tessile abbigliamento a livello europeo. I francesi sono partiti per qualche motivo già anni fa, ma oggi c'è una bozza di direttiva europea già approvata dalla Commissione europea. Nel giro di un annetto avremo una direttiva europea unitaria, ogni paese recepirà nella propria normativa, quindi tra un po' ci troveremo che quando compriamo un prodotto tessile pagheremo nel prezzo del prodotto la materia prima, la progettazione, la costruzione, la commercializzazione e anche un pezzettino di ecocontributo. Finirà ai consorzi che nasceranno per gestire insieme ai comuni, insieme a chi fa le raccolte, questa filiera e migliorarla. Oggi è una filiera che garantisce già senza ecocontributo di raccogliere 160.000 tonnellate anno in Italia. Possiamo aumentare, ma soprattutto possiamo aumentare la qualità di quello che andiamo a fare, inserendo delle risorse che arriveranno dall'ecocontributo e che incideranno sul consumatore, badate bene, e non sul cittadino, nel senso che se io compro più vestiti pagherò più ecocontributi, se il mio vicino di casa ne compra meno ne paga meno. Se io ho l'auto pago l'ecocontributo sul pneumatico che cambio, il mio vicino di casa va a piedi, non lo paga. Quindi questa è una differenza che è proprio tipica dei sistemi, dei modelli di responsabilità estesa dei produttori. Sposta anche il costo della gestione del post consumo in parte dal cittadino normale al consumatore. È importante proprio sapere, conoscere anche tutto quello che c'è dietro a quello che vediamo, e proprio per questo ve lo vogliamo raccontare. Ma dato che anche ci piace renderci protagonisti delle cose buone, siamo in Friuli Venezia Giulia, quindi le chiedo infine qualche consiglio, qualche buona pratica che si può copiare e che viene magari adottata da qualche altra regione che possiamo conoscere. Nella vostra regione siete, devo dire, non per farvi i complimenti, ma siete già molto bravi e avete un buon senso civico. Purtroppo non è così in ogni parte d'Italia. In questo settore specifico abbiamo una situazione che si è creata fino al 31 dicembre 2021 in modo spontaneo, perché non c'era l'obbligo di raccolta. Quindi mancano anche proprio dati. Dal 1 gennaio 2022 c'è obbligo di raccolta, si sta cominciando a raccogliere dati e informazioni. Sappiamo che in circa il 70% dei comuni italiani c'è questo servizio di raccolta. Per migliorarla dovremmo in questi mesi, in attesa che arrivi la normativa europea, lavorare a mettere a sistema le cose buone che si fanno. Le criticità le conosciamo, ci sono troppi furti nei cassonetti sulle strade, si pensa che le persone rubino dai cassonetti perché hanno bisogno di vestirsi, ma non è così, perché associazioni caritatevoli ce ne sono ovunque e chi ha bisogno di vestiti donati sa dove andarli a prendere. Spesso chi ruba nei cassonetti lo fa per poi avere del materiale da andare a vendere nei mercatini, però poi lascia tutto abbandonato fuori, fa degrado urbano, rovina il nostro lavoro. Tenete conto che la filiera della raccolta differenziata crea posti di lavoro,
sono quasi tutte cooperative sociali che quindi creano posti di lavoro spesso per categorie di persone svantaggiate, poi alimenta gli impianti industriali della selezione, della preparazione per il riciclo e sono altri posti di lavoro, quindi anche questa filiera ha tante ricadute positive. Ce l'ha quella della donazione, ce l'ha quella della diciamo, buona raccolta differenziata. Come migliorarla è la sfida dei prossimi anni. Sicuramente un anello debole della nostra filiera oggi, proprio perché mancano le risorse che saranno poi generate dagli ecocontributi, è il riciclo. Tutti pensiamo al riciclo quando facciamo raccolte differenziate, questa è una filiera che si caratterizza per il riuso. Il riciclo è molto difficile, proprio perché, come dicevi tu prima, è un prodotto molto complesso, molto disomogeneo, bisogna spendere per disassemblare e soprattutto deve cambiare l'input. Cioè noi stiamo ragionando in un contesto di mercato nel quale c'è uno strapotere del fast fashion. Tanta roba, spesso di bassa qualità, con fibre non particolarmente pregiate. Dovremmo cambiare come europei il modello, cercare di consumare qualche pezzo in meno, ma di maggiore qualità, più durevole, più facilmente riparabile, più riciclabile. Sono cose che si definiscono quando tu progetti un capo. Non puoi non pensare a queste cose quando lo progetti e pensare che poi chi si occupa del prodotto a fine vita, che a me spiace chiamare rifiuto perché è un prodotto che ha finito di essere utilizzato ma può essere riutilizzato o riciclato e non lo vedo più come rifiuto, non puoi pensare che quello che sta in fondo risolva i problemi che non sono stati affrontati quando all'inizio il prodotto è stato progettato. Quindi è davvero un cambiamento epocale che cerchiamo di fare come europei, perché sappiamo che l'abbigliamento è uno dei 3-4 fattori di maggiore impatto ambientale sul nostro pianeta. Quindi se impariamo a gestirlo meglio facciamo sicuramente una cosa molto buona. Possiamo davvero farlo questo passo verso la sostenibilità del futuro, possiamo iniziare a farlo oggi già conoscendo tutto quello, come vi dicevo, che c'è dietro a questo mondo. Io ringrazio quindi il presidente di UNERAU, il senatore Andrea Fluttero, per essere stato con noi, per averci accompagnato in questo nostro viaggio qui a Rifiuti Zero. Le auguro buon lavoro e grazie ancora per i suoi consigli. Grazie a tutti voi e buona giornata. Continuiamo quindi a concentrarci sul mondo del tessile. Io sono in compagnia di Massimo Buiatti, direttore servizi ambientali a Cegas APS AMGA, e Giuliano Sponton, che ritrovo con piacere, direttore Isontina Ambiente. Ben ritrovati, buongiorno intanto. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno. Ritorniamo quindi in questo mondo e parliamo ancora del nostro paese. In Italia la raccolta del tessile, in particolare, è relativamente giovane, lo possiamo dire. A che punto siamo nei vostri territori di competenza? Quindi partiamo dalla parte isontina. La raccolta del tessile sul nostro territorio è ancora, diciamo, quella che è stata impostata un po' dai comuni, quindi è organizzata con dei contenitori solitamente gialli dislocati sul territorio e all'interno dei quali chiediamo agli utenti di inserire prevalentemente diciamo, quel tessile che è, diciamo, che proviene da abbigliamento dismesso e che è ancora meritevole di essere riutilizzato, quindi abbigliamento, capi appunto di abiti, ma questo non va poi confuso con quello che in realtà è invece il vero rifiuto tessile, quello che si produce a livello di utenza domestica, che possono essere i canovacci, che possono essere anche gli abiti invece che non possono essere più riutilizzati, quindi non so, i pantaloni rotti, le cose bucate, le calze rotte, no? Quello diventa un rifiuto tessile che invece attualmente gli utenti inseriscono prevalentemente all'interno del rifiuto secco residuo. Il nostro obiettivo è quello invece di intercettare questa frazione e farla migrare all'interno di un circuito, di una filiera precisa e dedicata, che poi andrà a anche migliorare ed implementare le performance nella raccolta differenziata. Molto importante conoscere anche questi piccoli dettagli che riguardano la zona. È differente anche la competenza nella zona di Trieste? No, possiamo dire che abbiamo una competenza simile. Volevo fare un inquadramento. La raccolta differenziata in Trieste parte negli anni 80, parte esattamente nel 1984, una raccolta che si è sviluppata nel corso di questi ultimi anni. Abbiamo raggiunto un 28% nel 2013, adesso siamo al 45%. Di questo 45% abbiamo un 1% è il tessile, quindi sostanzialmente è una raccolta
abbastanza giovane, è partita con una fase sperimentale nel 2007 e adesso il numero dei contenitori a Trieste per andare a fare questa raccolta, che è relativa al mondo abiti e agli accessori, sono circa 100 e sono quei contenitori di colore grigio scuro che voi vedete in città. Sono dei contenitori nuovi, abbiamo fatto un revamping di questa raccolta nel 2022 e quindi questi contenitori di colore grigio scuro hanno sostituito i vecchi contenitori un po' Caritas o contenitori bianchi. Mi piace questo passaggio tra la zona di Trieste e la zona isontina. Ritorniamo in zona isontina appunto per parlare anche di complessità di questo mondo. Come dicevamo, è un mondo relativamente giovane, quindi c'è sempre bisogno di aggiornamento. Certo, di aggiornamento, ma in particolare il punto di partenza sarà aggiornare, omogeneizzare ed implementare le dotazioni per la raccolta di questa nuova frazione. Nuova proprio perché è più recente, perché comunque la tipologia di rifiuto esiste già da molto tempo. Quindi sul nostro territorio attualmente abbiamo più modalità, abbiamo i contenitori gialli, come dicevo, nella maggior parte dei comuni, ma abbiamo anche delle modalità di raccolta dirette presso i nostri centri di raccolta o isole ecologiche. Quello consente a noi di supervisionare l'utente, di controllare un po' la qualità anche del materiale che entra. Obiettivo potenziare la raccolta, comunicare e omogeneizzare il tipo di contenitori in modo tale che siano più facilmente riconoscibili dall'utente e sensibilizzarlo poi a separare questa frazione sottraendola in particolare da quello che è il circuito meno virtuoso, quello del rifiuto indifferenziato che attualmente va a smaltimento. Il tessile, che è mediamente a livello in letteratura è stimato in circa 5,7-6% di presenza all'interno del secco indifferenziato, intercettare quella frazione lì consentirebbe di aumentare la raccolta differenziata in generale, ridurre il secco residuo e anche abbattere i costi di quella che è la frazione più onerosa dal punto di vista della gestione. È una zona vasta anche quella dell'Isontino, c'è già abbastanza conoscenza di tutto questo secondo lei? Diciamo che è vasta, quindi ha modalità, come dicevo, differenti, però dal punto di vista della conoscenza dell'utente va sicuramente implementata e migliorata, perché spesso c'è la tendenza a confondere il tessile nel senso di inteso come abbigliamento, che si pensa sempre vada poi magari anche destinato a campagne di riutilizzo. Magari ho notato che nelle persone comuni si pensa che vada tutto magari a paesi magari paesi africani, magari in qualche ente di beneficenza. In realtà il tessile nel senso di abbigliamento, che può essere ancora riutilizzato, sicuramente trova una collocazione anche nel mercato dell'abito usato, però prevalentemente passa attraverso impianti di recupero che vanno a prepararlo a quello che poi è l'effettivo riutilizzo e recupero di fibra per produrre ulteriori e nuovi indumenti. Assolutamente, è un tema sicuramente molto attuale anche quello del riutilizzo e del riciclo proprio degli abiti. Ci spostiamo anche nuovamente a Trieste, qui ci sono delle complessità che sono state riscontrate e qual è anche la conoscenza degli abitanti proprio che ogni giorno possono e dovrebbero anche utilizzare questo servizio. Esattamente, quindi abbiamo una complessità sicuramente su quella che è la parte logistica. Sicuramente Trieste è un territorio complesso, ha pochi spazi, sicuramente è un territorio denso con tanti studenti, però possiamo dire che quello che è un mondo raccolta è anche nel DNA nostro e quindi forse la parte un po' più semplice. Invece secondo noi la parte un po' più difficile è quella di quello che noi chiamiamo partnership con quelli che sono i cittadini che devono dare un contributo forte per fare quello che è uno spostamento da quello che noi abbiamo stimato essere nel 2022 circa un 10%, un 10-15% di una frazione tessile che viene ora messa dentro al secco e invece andare a spostarla in quella che è una raccolta che è differenziata. Quindi questo diciamo che è un passaggio importante che viene fatto con delle campagne e che viene fatto con delle attività di sensibilizzazione. Possiamo dire che in questi ultimi 2 anni abbiamo avuto un incremento della raccolta differenziata tessile in 2 anni del 10% e quindi diciamo che c'è un po' di ottimismo su quella che è una campagna, su quella che è una sensibilizzazione che si sta facendo. Siamo contenti anche di aggiornare i nostri ascoltatori proprio in questo modo, in questi nostri appuntamenti dedicati a rifiuti zero, andando verso una regione più sostenibile. E proprio parlando di sostenibilità parliamo anche di tecnologia, che sono un po' cose che vanno a braccetto. Quali possono essere proprio le evoluzioni dal punto di vista tecnologico di questo tipo di raccolta? Ma diciamo che al di là
dello sviluppo nelle dotazioni, quindi di contenitori, no? Di manufatti che possono aiutare l'utente ad essere più consapevole in questa tipologia di raccolta, sicuramente il contributo più importante dal punto di vista tecnologico è a valle della raccolta e riguarda gli aspetti impiantistici, quindi è in quel settore che bisogna, diciamo, soprattutto dotare la filiera di impianti che attualmente sono abbastanza carenti, insomma sono pochi, e quindi sviluppare nuova tecnologia in quel senso, quindi impianti dove si va a separare, si va a, diciamo, preparare proprio il rifiuto tessile a quello che è il riutilizzo e l'effettivo riuso. Importante, a mio avviso, può essere anche l'estensione anche a questa filiera di quella che è il principio della responsabilizzazione del produttore, quello che è stato fatto sostanzialmente anche per la carta, per la plastica, cioè nel senso che chi va a produrre un oggetto, quindi un materiale, un capo d'abbigliamento che prima o poi diventerà rifiuto, partecipi con diciamo, il versamento di un contributo al mantenimento di un sistema che sarà poi responsabile, sarà garante della gestione di quello che sarà poi il rifiuto. Quindi questo credo sia una politica importante che può dare un ottimo contributo allo sviluppo della filiera del tessile. Assolutamente. Sempre rimanendo sul punto di vista tecnologico, quali sono i prossimi passi che verranno implementati? La tecnologia in questo ambito è un titolo che è sicuramente importante, una tecnologia che può essere vista a valle, quindi sostanzialmente questi impianti, quindi abbiamo sicuramente ancora oggi una dotazione impiantistica scarsa e una dotazione impiantistica nel quale abbiamo una selezione che viene fatta, diciamo, a mano, no? Quindi per andare a smistare cotone, lana, il poliestere e i vari tessili. Quindi qui quelle che possono essere anche le tecnologie nuove che sono legate all'intelligenza artificiale, delle quali si sta parlando molto, penso che nel prossimo futuro potranno trovare un'applicazione importante su questi ambiti. Per quanto riguarda invece il titolo a monte, per quanto riguarda noi e i cittadini che fanno i conferimenti, ecco sicuramente l'uso di quelli che possono essere app, e qua sponsorizzo la nostra app che è il Rifiutologo qui a Trieste, che possono dare un'indicazione che sia corretta su dove fare il conferimento. Assolutamente, vi lascio quindi ai siti e in questo caso anche all'app Il Rifiutologo per Acegas APS AMGA per quanto riguarda la zona di Trieste, anche il sito super aggiornato ISAP e l'app ISAP per quanto riguarda la zona dell'Isontino, con Isontina Ambiente hanno anche tanti video che vi raccontano proprio come differenziare al meglio. Ringrazio quindi a questo punto Massimo Buiatti per Acegas APS AMGA e Giuliano Sponton per Isontina Ambiente per essere stati con me per questa interessante chiacchierata. Io vi lascio alla prossima puntata di Rifiuti Zero per approfondire altre notizie. Grazie e buon lavoro. Bene, un grazie a voi.